che riguardano la nostra isola. Giuseppe Secchi si è occupato del piano sanitario durante la gestione del governo regionale di Renato Sud. Grazie Caterina, grazie a tutti voi per questa bellissima serata. Nell'introdurre un argomento come quello dei diritti alla salute, devo muovere da una riflessione, da una considerazione. Consideriamo quelli che sono i principi che sono stati alla base del nostro sistema universalistico sanitario, che sono alla base: il principio dell'equità, della solidarietà, il principio della uniformità di accesso delle persone ai servizi sanitari. E se riusciamo e proviamo a declinare con queste chiavi di lettura, decliniamo questi principi con la situazione attuale che vivono i nostri assistiti, i nostri cittadini, con le difficoltà e le fatiche che stanno trovando in quest'ultimo periodo, io penso che dobbiamo sicuramente essere preoccupati, ma la nostra preoccupazione si deve trasformare in denuncia, la nostra denuncia in un nuovo e rinnovato impegno, perché quelle che sono le politiche dei tagli a cui stiamo assistendo da parte del governo nazionale e di questo esecutivo della giunta regionale mascherano l'efficientismo o il rigore presunto da una nuova ideologia, l'ideologia di una politica dei tagli, una politica di ridimensionamento totale del sistema del welfare. Se noi pensiamo all'ultima legge finanziaria che ha tagliato 2,5 miliardi i 10 fondi del welfare, delle politiche sociali, il fondo della famiglia, il fondo delle politiche giovanili, il fondo della non autosufficienza, cerchiamo di capire quali sono i presupposti e quelle che sono le ragioni di questi tagli. Ci rendiamo conto che il sistema, in realtà il sistema del welfare, rimane profondamente ridimensionato e sarà sempre più ridotto a dei contributi che vengono erogati ai cittadini, e i cittadini, le famiglie, le persone non autosufficienti dovranno acquisire le prestazioni di un libero mercato privato. Questa è la denuncia che dobbiamo fare e l'attenzione che dobbiamo dare. La politica dei tagli di questa regione, di questo esecutivo, maschera anche una profonda incapacità di affrontare dei problemi complessi, dei problemi come la spesa farmaceutica, come la 162, l'assistenza alle persone non autosufficienti, come la gestione di reti integrate sociosanitarie. È 1 anno e mezzo, 18 mesi, che questo esecutivo non affronta nessun problema dei cittadini, si maschera dietro una riforma sanitaria inutile, pericolosa, anacronistica, una riforma sanitaria ospedalocentrica che cancella il distretto di integrazione sociosanitaria. Hanno utilizzato una riforma sanitaria esclusivamente per motivare e mascherare lo spoil system feroce che hanno portato avanti in questi mesi, uno spoil system che non ha fatto nulla per i cittadini, perché se è vero che oggi, a distanza di 2 anni, e questo la dice la relazione di Tremonti, non lo dico io, il nostro disavanzo è aumentato di 9 volte dal 2007, e questo la dice lunga di quelle che sono le capacità, le competenze di questo esecutivo. Un esecutivo che si maschera dietro la politica del rigore, ma che la politica del rigore viene utilizzata strumentalmente per tagliare i servizi ospedalieri, per tagliare 4 punti nascita negli ultimi 6 mesi nelle zone più interne della Sardegna, per tagliare i finanziamenti della 162, per tagliare i finanziamenti delle persone che hanno una disabilità e che non sono più in grado di gestire la propria malattia. In realtà la politica del rigore è sempre accoppiata, e questo lo vediamo tutti i giorni, alle politiche delle deroghe. È un cantiere continuamente aperto delle deroghe. Con le deroghe si stanno facendo delle cose incredibili, si supera il blocco del turnover
facendo assumere personale interinale, si aumentano i primariati, si aumentano le rete della riabilitazione, dove l'unico gestore, l'80% delle prestazioni di riabilitazione è erogato da gestori privati, direi di un gestore privato. Per questo io dico, dobbiamo ripartire da quella che abbiamo fatto con la Giunta Sole, con l'assessore di Rendino, il piano sanitario regionale, che finalmente dopo 20 anni quelli che erano i bisogni di salute della popolazione, era riuscito a trovare delle strade, degli obiettivi, un metodo per cercare di superare. I contenuti di questo piano sono stati portati in discussione, sono stati discussi con tutti, con gli amministratori comunali, con i rappresentanti delle associazioni, dei malati. Oggi non c'è più nessun confronto, non c'è più nessuna discussione. Noi dobbiamo partire di nuovo da questo piano sanitario regionale, sicuramente dobbiamo aggiornarlo, probabilmente potremo anche migliorarlo, ma è da questo che dobbiamo ripartire per ridare di nuovo, far rispettare i diritti di tutela e salvaguardia della salute dei nostri cittadini.